Se non prendo il caffè la sera divento completamente esaurito. E allora, cominciamo. Buonasera, ladies and gentlemen. Stasera interverrà un personaggio molto famoso che tutti conosciamo. E allora, ecco a voi Donald Trump. Ehi, ciao. Ciao Gucci, come Benvenuto stai? A Donald. posto? Eccomi qua. Ah, ciao, ciao. Ah, finalmente. E allora questo si deve spostare intanto. Io sono qui per te. E allora Etterino. Donald, come mai lei si chiama Donald? Vedi? Beh, non tanto perché mia madre mi chiamava Donald, non per altro. Beh, sono di origine siciliana. Perché Marco sua nonna si scolava un nome così grande? Donald è il tipico nome di un paesino siciliano per terza. Devi sapere che da piccolo mi chiamavano Donaldinho perché giocavo bene a pallone. Poi mi hanno richiamato Donaldo, soprattutto per il ciuffo biondo. Poi ogni tanto mi chiamavano pure Macaimene, il mio secondo Ma nome è insomma, Macaimene. letteralmente per un nome molto più piccolo. E poi quando mi chiamavano rispondevo subito io. Lei invece? Devo confessare che mio padre mi chiamava Macarmelo, anzi Macarmelino, perché era molto affezionato a me, perché ero il quinto di quattro figli. Però io devo dire che sono sempre stato un bambino timido, molto timido, non come lei che invece vedo che si mostra al pubblico e in tutta la sua bellezza e splendore. Io mi mettevo sempre di lato e non volevo essere interrogato molto. Insomma, ero un bambino molto timido quando ero piccolo, abbastanza. Ma mi dica piuttosto, a parte l'estetica, il capellone, il suo trucco, il parrucchino, ma lei c'è o Splendide, ci però fa? sembra così una persona molto irascibile, in realtà sono una persona umana. Io giro sempre, perché quando penso che la vita è una sofferenza, io me la giro sempre su tutto quello che accade. Non c'è bisogno di essere così pessimisti nella vita, bisogna pensare che tutto scorre nel cerchio della vita. Io poi non mi lamento mai, soprattutto perché per i soldi, perché se sono su quelli giusti giusti, però riesco a fare sempre quello che voglio. Non ho bisogno di, come si dice, di fare piegni stay, di fare Lei è un personaggio troppo comico. discorsi un pochino persi. Ma ti ritengo la persona più intelligente del normale di tutti quanti siamo Cioè, i qua suoi dentro. sostenitori, Chi c'è là? La band, Paolo te, Scoditori lo so bene. Paolo Scoditori ne ho sentito parlare. Ma vogliono bene, dice. Dice che era anticchiato avanti. E allora Donaldo ci promette che verrà a trovarci qui un'altra volta. A noi fa molto piacere che lei ci venga a trovare. Le confesso che sono venuto qui con l'autobus. Grazie mille, grazie. Perché ci Allora, diamo. Una Donaldo, buona tanti serata a auguri vostri, figli Aletterini. maschi e speriamo che ci vediamo a trovare presto. E mi rispetto. Donaldo, ciao, buonasera.